impressioni dopo questa sconfitta? Faccio fatica a commentarla. Purtroppo sull'unica occasione concessa, con un cross innocuo su una palla nostra rinviata male, abbiamo preso gol. Poi il resto faccio fatica a commentarlo, ci abbiamo provato fino all'ultimo secondo tempo, penso che non abbiano mai superato la metà campo, traversa, purtroppo ci gira male, in questo momento ci gira male, sarà da superare questo momento, che purtroppo anche con gli episodi ancora oggi siamo stati penalizzati purtroppo, però fa parte del calcio, testa alta, e i ragazzi hanno dato tutto fino all'ultimo minuto, ci abbiamo provato in tutti i modi a ribaltare la partita, ma purtroppo oggi non è voluto entrare. Alberto? Stando subito nell'episodio del gol, sembrava che il portiere avesse chiamata, non è così? Purtroppo sì, sembrava, adesso devo rivederlo, però sembrava che avesse chiamata, anche il rinvio è stato sbagliato, ma al di là del rinvio un cross innocuo, perché una palla buttata lì così finisce sui piedi di un giocatore da solo sul secondo palo e purtroppo prendiamo gol. In questo momento gira così come a Bassano la barriera si è aperta, e poi ci provi fino all'ultimo, ma in questo momento facciamo fatica a farla entrare. Nel primo tempo si poteva fare qualcosina in più o è una partita che doveva andare così, insomma, era prima? Ma no, al primo tempo abbiamo fatto anche un buon primo tempo, ripeto, abbiamo concesso una palla gol, neanche concesso perché una disattenzione ci è costata cara, poi il resto abbiamo fatto la partita tutta noi, purtroppo non è voluto entrare. Pietro? Ultimamente state purtroppo andando diverse volte in vantaggio, è una cosa che ti dà fastidio, poi hai pensato magari anche ultimamente prima di oggi? Certo che dà fastidio, perché cercare sempre di recuperare non è mai facile, perché non possiamo pensare sempre che sì, passiamo in svantaggio e recuperiamo, perché poi una partita come oggi, una partita come sabato scorso, non la recuperi per una situazione, per un'altra, fai fatica, non sempre ci riesci. Dispiace perché anche oggi abbiamo fatto una gran partita e purtroppo non è entrata. Alberto, altre domande? Sì, la scelta di mettere con la Masetta il terzino sinistro, cioè scelta difensiva, visto che non è con quelle caratteristiche. Sì, loro fisicamente erano molto forti, soprattutto da quella parte, cercare un po' di centimetri, un po' di forza fisica, era questa la scelta. Pietro? Valenti e Borghesan sono la mossa definitiva dalla panchina, cioè cosa dipende dal fatto che partano dalla panchina o da titolari come sabato? No, Nico e Borghi sono due giocatori con caratteristiche che possono anche subentrare, soprattutto Nico, che è uno che ti spezza le partite, e Borghi è un ragazzo che ha un gran motore, corre molto, e quindi era una mossa per poi aumentare i volumi, i giri durante la partita. Ok, grazie. L'ultimo, visto il volo sugli episodi, ha detto che mancanza favorevole per il suo rigore il primo tempo in Montini, o sulle che è riuscita del portiere su Gioia il secondo? No, non commentiamo, l'arbitro ha visto così, evidentemente per lui era così. Siamo molto rammaricati perché sicuramente nel girone di ritorno le partite si decidono sempre di più sugli episodi e loro sono stati più bravi di noi, secondo me, soprattutto nel primo tempo, a portare l'episodio dalla loro parte. C'è stata una grande reazione, come spesso facciamo, direi sempre facciamo anche a Bassano sabato scorso, però non siamo riusciti a rimetterla in piedi, a pareggiarla e a vincerla, quindi c'è un grande rammarico. Alberto? Il modo di aspettare sempre la reazione invece di partire poi, cioè cosa che rimane per partire Sì. Sicuramente dobbiamo lavorare su questo aspetto, perché non è la prima volta che prendiamo uno schiaffo per poi reagire e, come ripeto, nel girone di ritorno le squadre non sempre ti danno la possibilità di rimettere in piedi una partita, quindi se dobbiamo ancora migliorare, sicuramente dobbiamo ancora migliorare e dobbiamo concentrarci soprattutto su quell'aspetto, perché l'approccio alla partita è fondamentale e dobbiamo migliorare e essere più cattivi, più incisivi all'inizio della partita.
Come mai non siete riusciti a riagguantare questa partita? Mancanza vostra in attacco o bravura loro difensiva? No, devo dire che soprattutto nel secondo tempo comunque le occasioni le abbiamo avute, le abbiamo tenute là e magari non siamo stati puliti nelle giocate, però li abbiamo schiacciati là, loro hanno fatto veramente poco nel secondo tempo. Torno a ripetere, gli episodi sono fondamentali. Se la traversa fosse entrata dal campo mi sembrava ci fosse anche un rigore netto su Farabegoli, poi dal campo non so giocare bene questo prima. forse su no, Farabegoli ha preso l'uscita del portiere, non so. Sì, era Farabegoli. Sì. Dal campo mi sembrava palese e anche quello fa la differenza e non sempre riusciamo a riagguantarle, però comunque la reazione c'è stata, è un segnale comunque positivo su cui dobbiamo ancora lavorare, ma dobbiamo concentrarci più che sulla reazione, secondo me, sull'approccio alla partita per portare i dettagli tutti dalla nostra parte. Un'altra? No. Questa doppia sconfitta arriva in che momento, secondo te, del campionato? È una doppia sconfitta che comunque fa male e non ci aspettavamo, però abbiamo bisogno di ricompattarsi già da domani perché comunque ci aspettano altre 2 partite importantissime e abbiamo bisogno del sostegno di tutti, da parte vostra, dei tifosi, della piazza, della società e dobbiamo stare compatti e rialzare la testa perché il campionato è ancora lungo e il nostro obiettivo è troppo importante. È certo che è un periodo in cui si gioca tanto e quindi tante partite, tanti punti a disposizione, è facile avere anche un abbassamento di tensione dal punto di vista dei risultati, no? Noi comunque siamo una squadra forte, abbiamo una rosa ampia, dobbiamo evitare tutte queste cose che hai detto te. Secondo me abbiamo la possibilità, comunque la forza di evitarle e dobbiamo lavorarci su perché non possiamo permetterci. Ultimo Alberto. C'è il rischio di un contraccolpo psicologico oppure in mezzo a te comunque la prestazione sia sabato che oggi alla fine c'è stata, l'episodio è andato contro, quindi... No, non penso che ci sia questo rischio perché la squadra comunque è compatta e la società è vicina, lo staff, abbiamo tutti lo stesso obiettivo, quindi dobbiamo sicuramente parlare tra di noi, analizzare gli errori che abbiamo fatto, ma ricompattarci perché il campionato è veramente lungo e noi, ripeto, il nostro obiettivo è là e dobbiamo mantenerlo là. Quindi non pressione, insomma, queste 2 sconfitte è da tenere duro, insomma. La pressione sicuramente ce la mettiamo noi a noi stessi perché comunque sappiamo che siamo a Treviso e abbiamo un obiettivo importante, quindi la pressione non ci spaventa, anzi lavorare con la pressione è più bello e ci fa rendere meglio, secondo me. Adesso per fortuna avete da giocare contro una squadra che teoricamente vi potrebbe tornare... Ma non possiamo sottovalutare in questo momento nessuna squadra, quindi dobbiamo concentrarci su di noi e sappiamo quello che dobbiamo fare e ripartire lavorando sulle mancanze che abbiamo avuto nelle ultime 2 partite.